vedete, questo è il mio argomento, come si arriva all'approvazione. Ci sono due aspetti e li metto subito in chiaro. Un aspetto è la procedura generale, questa me la spiegherò rapidamente subito. Altra invece più specifica, la vedrete illustrata, ed è la storia di questo punto, cioè del punto che si dovrebbe adesso andare ad approvare, che sembra essere in conclusione di iter. I piani del traffico sono obbligatori dal 1992, sono stati introdotti con il nuovo codice della strada per i comuni sopra i 30.000 abitanti. Il nostro è un comune sopra i 30.000 abitanti. E il nostro comune si dota del suo primo piano urbano del traffico, che è quello tuttora esistente, l'unico ancora esistente. Nel 1998, nel maggio del 98, giunta Marcon, viene approvato il piano del traffico. Le procedure di approvazione del piano del traffico sono queste. L'iter classico, l'iter base, l'impegno programmatico, perché da quando c'è stata la riforma degli enti locali, le attività amministrative dei comuni si basano su delle linee di programma che sono presentate ai direttori e poi votate in consiglio. Dato quell'impegno, il conferimento di un incarico al progettista, la stesura del piano, l'adozione del piano rispetto alla giunta municipale, la pubblicazione del piano a 30 giorni di tempo perché siano presentate delle osservazioni, poi la presentazione in consiglio che passa prima dalle commissioni consigliari e poi infine in consiglio per l'approvazione definitiva. E poi ci dovrebbe essere l'attuazione del piano, perché si tratta di un piano, diciamolo subito, cioè di un'azione che dovrebbe prolungarsi dal punto di vista tecnico per 3 anni. Il traffico è una di quelle cose molto complesse che cambia velocemente e anche bruscamente, e quindi un tempo di pianificazione di questo genere è ritenuto tecnicamente congruo. Come dicevamo, il nostro piano risale al 1998, la giunta Magnolardo non ha avuto in programma la modifica del piano, la cosa è perfettamente logica, il piano era tutto sommato giovane, è possibile che quel piano sia già da attuarsi nel corso del convegno. E invece l'impegno compare per la prima volta a rinnovare il piano nel giugno del 2003 alle elezioni in cui viene eletta la prima giunta Zacariotto. E questo è il programma di governo del 2003-2008 che, come vedete, parla del piano del traffico con degli obiettivi, diciamo subito, perfettamente condivisibili. I problemi del traffico sono quelli che sono banali, vediamo tutti. L'idea di fondo di razionare la viabilità, razionalizzare la sosta, liberare il flusso di traffico produttivo di attraversamento, che sono anche gli obiettivi, poi sentirete dire, in questo piano e condivisibili. Giugno 2003, quando questo documento viene approvato in Consiglio. L'incarico, passo successivo, ad un progettista per la stesura del piano, arriva nell'ottobre del 2006, 3 anni dopo. E il minimo che si può dire è che evidentemente non è ritenuta una priorità fondamentale, anche se forse ci sono anche altri problemi. Una volta fissato l'incarico, a giugno 2006 si pubblica l'avviso, nell'ottobre del 2006 viene assegnato l'incarico, che viene dato a un pool di soggetti che ha come capogruppo lo studio Novalin SRS del Friuli di Udine, credo, ottobre 2006. In quel momento il tecnico, il progettista ingegnere, è incaricato di stendere il piano. La stesura del piano ha questo arco di tempo, 10 mesi, dall'ottobre del 2006 all'agosto del 2007. Il 13 agosto 2007 i progettisti consegnano la bozza del piano. 13 agosto 2007. Quindi dovremmo esserci, infatti, e qui comincia, io ho usato molti ritagli di stampa per documentarvi questa storia, la storia si fa con i documenti. 1 agosto 2007, quindi nell'imminenza, l'allora assessore, l'assessore Enzo Papa, annuncia che il piano del traffico è pronto a settembre, come potete vedere, settembre 2007. L'assessore Enzo Papa, che bisogna ricordare anche questo, è l'ultimo degli assessori che si sono succeduti sulla poltrona di assessore responsabile del traffico, che è stata piuttosto travagliata nel corso della prima amministrazione Zacariotto, con parecchi cambi di assessori. Alla fine è toccato all'assessore Enzo Papa chiudere il quinquennio con l'obiettivo di portare entro settembre 2007 il piano pronto, obiettivo che però non è riuscito. E quindi siamo in scadenza di mandato. Nel marzo 2008 si presentano i programmi elettorali per la tornata amministrativa seguente, 2008-2013, e il piano del traffico ricompare nel programma. È uno degli obiettivi non centrati nel primo quinquennio di amministrazione Zacariotto. Cosa dice il programma di governo del 2008-2013? Dice questo:
Approvazione del piano urbano del traffico entro il 2008. Se il piano era pronto nel settembre 2007 è un obiettivo probabilmente realistico. Questo lo vedremo poi. Nel dicembre 2008 il PD in Consiglio Comunale, 22 dicembre, siamo a fine anno, chiede conto all'amministrazione degli obiettivi che si era prefissa per il 2008 e tra questi c'era il piano del traffico, dice il piano del traffico non c'è. Non è arrivato. Quell'obiettivo che abbiamo visto non è stato centrato. La risposta è che ci sono dei problemi, poi vedremo quali, capiremo perché, e questo è l'impegno che si assume l'assessore nuovo, l'assessore Contarini. Il piano entro i primi 3 mesi del 2009 e la stampa registra, naturalmente. Lo registra il Gazzettino con un tono, come vedete, decisamente positivo nel 2009, tanto atteso infatti, piano urbano del traffico, lo registra la Nuova Venezia, che però registra, mi pare bene, anche la nostra posizione, cioè il piano del traffico slitta, perché era previsto entro il 2008. Comunque lo aspettiamo per il marzo del 2009. E questo è uno degli interventi del PD. Vi ho risparmiato la documentazione, si sa che i giornali di ieri non li vuole nessuno, ogni tanto però è bene ritirarli fuori. Ce n'erano parecchi articoli sugli interventi fatti dai consiglieri del Partito Democratico e del Partito Democratico su questo ritardo del PUT, ve ne metto uno tra i tanti. Ve ne metto uno perché in quell'occasione il piano del traffico, lo vedete, va prima dell'estate. Sì, certo, aprile è prima dell'estate, ma prima dell'estate forse vuol dire qualcos'altro. Ed infatti il 4 giugno, quando ormai aprile è passato, non c'è niente da fare, e forse da settembre, sarà ora di discuterne, settembre 2009. 19 luglio 2009, l'estate non sta ancora finendo, anzi è appena iniziata, ma come vedete qualche problema c'è. Infatti l'assessore Contarini, virgolettato, dice che per fine anno comunque il piano dovrebbe approdare in Consiglio perché ci sono delle perplessità da sciogliere. Nel dicembre 2009, verso fine anno, il piano viene portato all'attenzione del Consiglio Comunale per la prima volta, perché viene portato in una riunione congiunta delle 2 commissioni che si occupano di urbanistica, lavori pubblici e viabilità. Il 3 dicembre 2009 viene presentato, solo presentato, sommariamente illustrato ai componenti della commissione, quasi tutto il Consiglio Comunale con 2 commissioni, però non in sede di seduta del Consiglio, e il 10 dicembre il piano viene acquisito dagli atti. E di nuovo la stampa registra questo, il piano è addirittura d'arrivo, dicembre 2009, eccolo finalmente arrivato, e all'unisono, come potete leggere, sindaco, che questa volta si presenta, e assessore dichiarano che hanno concretizzato un tema su cui l'amministrazione aveva preso un impegno con gli elettori, l'impegno che abbiamo visto del 2008. Siamo nel dicembre del 2009. Il 2010 sarà l'anno del PUT, dice la stampa. Anche qui ho portato solo alcuni dei moltissimi articoli che sono usciti in questi anni in cui regolarmente l'amministrazione, i suoi esponenti, l'assessore, il sindaco, altri, dicono ecco il PUT sta arrivando, è il momento del PUT, il 2010 sarà il piano del PUT, sarà l'anno del PUT, del piano del traffico. Addirittura l'assessore Contarini, ma siamo già avanti, siamo nel maggio del 2010, dice che entro l'anno è prevista l'attuazione del PUT. L'attuazione è quello che dovrebbe seguire l'approvazione. Anche se c'è un'altra cosa che io vorrei segnalarvi così en passant, di corsa, ed è che in tutti questi anni, ogni qualvolta veniva fatto qualche intervento, una rotonda, un senso unico, ne sono stati fatti tantissimi, come sappiamo, ci veniva risposto alle nostre obiezioni: ma scusate, fate questi interventi e come la mettiamo col PUT? Che questi interventi sono in applicazione del PUT. Ora, la cosa, da un punto di vista amministrativo, è assai inusuale. Sarebbe come dire che prima che mi approvassero il progetto della casa io comincio a costruirne dei pezzi. Il piano urbano del traffico esiste nel momento in cui è approvato dal Consiglio Comunale. Prima è uno studio. E dire sto applicando il piano del traffico quando non è approvato equivale a quello che vi dicevo prima.
Maggio 2010, 13 mesi fa. Nel giugno 2010 però si vede perché l'assessore è così ottimista, perché la Giunta finalmente adotta il piano. Impegno programmatico, dato l'incarico, stesura del piano, 2007, 3 anni dopo circa, adozione del piano in Giunta. Questa è la delibera di Giunta con cui il piano viene adottato e inizia la parte conclusiva del suo iter. 30 giorni di pubblicazione durante i quali i cittadini possono presentare delle osservazioni. Giugno-luglio 2010. Da questa delibera si capisce perché il piano è in ritardo. Perché un piano annunciato come pronto alla fine del 2008 arriva in adozione nel 2010. Dice la delibera che un problema, e questo ci era stato anticipato, bisogna riconoscerlo, è l'apertura del secondo ponte sul fiume Piave, che ha cambiato la situazione del traffico urbano. E poi che c'è stato quindi bisogno di una nuova indagine complessiva del traffico. Ora la cosa è ragionevole, ma faccio notare che il secondo ponte sul Piave è stato aperto il 21 gennaio del 2008 con una meritevole inaugurazione. E quindi quando si scriveva il programma elettorale nel marzo del 2008 e quando si approvava in Consiglio nel giugno del 2008 e si diceva ci impegniamo ad averlo pronto entro la fine del 2008, la cosa non doveva essere sorprendente. Anzi, i rilevamenti dei nuovi flussi di traffico sono stati fatti proprio nel giugno del 2008, cioè nel momento in cui il Consiglio Comunale approvava ufficialmente le linee programmatiche di montaggio. Nuove tratte di piste ciclabili, istituzione di sensi unici. Sì, ma chi le ha fatte queste cose? Naturalmente le ha fatte il Comune, ce l'ha fatta la stessa amministrazione. L'amministrazione con i suoi interventi che a noi diceva e ai cittadini diceva erano in attuazione del PUT, stava ritardando l'approvazione del PUT perché doveva rivedere il PUT ogni volta che faceva un intervento. Non lo dico io, lo dice la delibera di Giunta. Comunque nel giugno 2010 viene pubblicato e resta pubblicato fino a luglio 2010. E in questo periodo vengono presentate le osservazioni. Qui purtroppo non ho potuto rivedere la slide negli ultimi giorni, ho avuto qualche problema. E c'è una X, l'X dice che sono 4 sono i soggetti che fanno delle osservazioni. Uno è il PD, che ha fatto un bel pacchetto di osservazioni di cui molte sentirete dopo. Un'altra è l'associazione di Villa Bici, e qui vi ho messo anche i collegamenti se volete andare a vedere, perché queste sono disponibili in rete per chi naviga in rete. Poi c'è un cittadino che abita qui dietro il comune di Via Jesolo e poi c'è un gruppo di cittadini del Piave Vicino. Questi sono i 4 soggetti che hanno fatto le osservazioni nell'estate del 2010. Eppure, 4 mesi dopo, nel novembre 2010, il piano viene presentato ai cittadini. Evidentemente sono state prese in seria considerazione. Entro fine febbraio, comunque, l'assessore conta di portare il piano all'approvazione. Il secondo passaggio in commissione è di qualche giorno sono. E 6 mesi dopo la pubblicazione, l'assessore Contadini ci dice, gennaio 2011, ormai ci stiamo avvicinando, che stiamo valutando le osservazioni che ci sono giunte nel luglio 2010. Discussione perlomeno, poi l'approvazione in Consiglio Comunale. Riassumiamo allora. Impegno programmatico giugno 2003. Conferimento dell'incarico ottobre 2006, 3 anni e 4 mesi dopo. Stesura del piano, 10 mesi di tempo per lavorare. Adozione in giunta, giugno 2010, 2 anni e 10 mesi dopo. Approvazione, speriamo, imminente. Ecco, questa è la storia del lungo iter del piano urbano del traffico di San Giovanni di Piave che speriamo finalmente possa arrivare al suo